Un saluto a tutti voi che ci seguite da casa, naturalmente qui abbiamo un ospite ormai d'eccezione, l'assessore Ciano Contin, leader del movimento politico Molto Buio Femo Ciaro, Senz'altro. che è arrivato proprio trafelato all'ultimo minuto, aveva qualche impegno politico? Sì, guardi, sono arrivato un po' trifolato perché Trafelato, non trifolato. aveva avuto la visita Sì. dell'ambasciatore francese in comune, è venuto a catarci. Che bello, cioè è venuto a trovarvi l'ambasciatore francese, Senz'altro. perché lo conosce? Ah, mai visto, ma io mi vedo per i video per la televisione, ho detto, caro, conoscerti, Certo, sei venuto, magari abbraccia subito, ma vedevo che gli era un fiastrano in viso. Perché? E mi ha detto, mon ami, e ho detto, no dai, non sta a buttarti solo così, capito? Perché te deve essere triste? Guarda che un politico non si deve offendere, che pensa già, la gente offenderti. No, guardi, le assicuro, mon ami significa amico mio. Ah no, mon ami? No. Anche perché dito da te che aveva un senso, certo, vederti. Senta assessore, prego, quindi ha fatto tardi, l'assessore è passato, immagino abbiate parlato anche di altro. Senz'altro gli abbiamo presentato tutte le lodevoli iniziative che abbiamo in comune, Certo. proprio adesso che stiamo apparecchiando, no? Delle nuove iniziative. Senz'altro, Interessante. stiamo Poi- apparecchiando le luminarie di Natale, l'albero di Natale, e ormai ci siamo. Ci stiamo, mi pare un po' in anticipo. Ah, non ti Sì, sei mica te? Perché cosa? No, perché noi altri in comune festeggiamo il Natale il 25 novembre, un mese prima. E non so no, perché scusi, ma lei vuol dire il 25 novembre, mai si è sentito che Perché? si fa il Natale un mese prima? Marketing, questo è il nostro marketing spinto. Ma che marketing? Tutta la gente va sempre a Natale il 25 di dicembre Certo. e va a fare iniziative che parecchi i comuni. No! Massa concorrenza, io niente che abbiamo fatto un mese prima, no? E nessuno che rompe i maroni a qui che fa i cari mascherati in giugno, scusami, Sì, questo è vero, e carnevale questo è già a febbraio, perché a rompermi i totani a me? Va bene, Allora va bene. venite, vi aspettiamo, Babbo Natale che ha barba curta, ma fa ora Cristo. Ma va bene, 25 certo. novembre in piazza. Vabbè, insomma, voi di festeggiate il Natale, è una cosa nuova, mai sentita per carità. Senz'altro, insomma. Avete senz'altro. altre iniziative carine da Settimana prossima, Ah. siete che caro venire fin casa mia, te famo grigliata? Beh, volentieri, cosa festeggiamo? Ferragosto. Ma per piacere, ma a novembre, Marketing. ottobre si festeggia Ferragosto, ma lei sta scherzando? Cioè, Marketing, mi pare- spinto. Ma che marketing? Questo non mi pare... Vabbè, lasci stare, In ogni insomma. modo ho anche piacere Sì. invitare davanti a tutti anche un ambasciatore francese, anche Ecco, perché non mi è bravo. sembrato in un gran momento. No? Gli era triste, mi ha chiesto l'autografo. Ah. Non avevo penne, io non vi chiedo neanche perché si sa che l'ambasciatore non porta la penna, non porta mai e spera sempre che presta qualcuno e uno porta. E dopo gli era tutto triste, ah dai fammi l'autografo, non che mo penne ambasciatore come femo. E gli era tutto triste, ho capito perché va a dormire inconsolato, perché si vede che ha brutte giornate sto povero bestia di ambasciatore. Guardi, la smetta di accarezzarmi, guardi, mon ami, nel senso se proprio... vero, se vero. No, mon ami che la faccio ancora parlare qui in Esatto. trasmissione da noi, ma dico, vogliamo comunque salutare le persone da casa perché il tempo a disposizione ormai è scaduto, pertanto... Senz'altro, grazie a tutti e buona Pasqua! Ma che buona Pasqua! Vabbè, buona Pasqua a tutti, buona Esatto. Pasqua a tutti. Anche perché Sì. mi sa che torna l'ambasciatore francese. Perché? Perché ho visto che ho i campi davanti, i campi di grano. Sì. E ho detto, oh, très bien, très bien. E perché penso che abbia voglia di venire qua a Trebbia. E ho detto, très bien, très bien. E perché capire, très bien, très bien, très bien. Nel senso che noi trebbiamo in francese dice très bien.